Dottore. Sono i ricoverati, 14 dei quali sono tuttora in terapia intensiva. Misure anticontagio da Venezia a Belluno a Treviso, gli amministratori si incontrano pur mantenendo le distanze previste dal nuovo decreto per capire come affrontare una settimana che si annuncia decisiva. Il nodo dei gravi danni che l'economia veneta sta subendo a Venezia, doppio incontro della regione con le categorie per concertare provvedimenti a sostegno di attività e imprese in crisi. Eventi e fiere cancellati davanti alla sede dell'unità di crisi di Marghera alla protesta degli operatori degli spettacoli viaggianti ridotti in ginocchio dalle restrizioni per contrastare il contagio. Tra i settori maggiormente in difficoltà quello turistico, decine e migliaia di disdette, diversi gli albergatori costretti in queste ore a chiudere. Auto invade la corsia, morta anziana di 78 anni a Conselve, 4 i feriti trasportati negli ospedali di Abano e piove di Sacco. Maltempo e piogge intense, dichiarato dalla Protezione Civile del Veneto lo stato di allerta per oggi e domani, interessate le zone montane e pedemontane e le prealpi centro-orientali. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus, di poco fa l'ultimo aggiornamento della Regione del Veneto per quanto riguarda i contagi. Sono saliti a 273, 8 in più rispetto alla precedente rilevazione, i casi confermati di coronavirus in Veneto secondo il bollettino diffuso appunto dalla Regione. Di questi 67 sono i pazienti ricoverati, più 3 rispetto a ieri, restano 2 i decessi in pazienti contagiati perché il terzo decesso, quello del 67enne di Mira, morto ieri mattina all'ospedale di Padova, pur contagiato dal coronavirus, sottolinea la Regione, è morto per un'emorragia cerebrale non collegata appunto alla infezione da coronavirus. Il focolaio di Vo Euganeo rimane il più contagioso con 88 casi, ma invariato rispetto a ieri. Seguono poi per grandezza le aree di Treviso con 72 casi e qui lo ricordiamo il focolaio è il reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello, Venezia escluso Milano con 42 casi invariato rispetto a ieri, Padova esclusi Vo e Limena con 33 casi, 2 in più rispetto a ieri, poi il focolaio di Limena con 14 casi, raddoppiati i casi segnalati nel focolaio di Verona con 8 positivi, 4 in più rispetto a ieri. Tra le altre aree in aumento c'è Belluno e provincia con 3 casi, mentre 2 pazienti sono in corso di assegnazione epidemiologica. E naturalmente in queste ore si parla molto delle nuove misure che sono state disposte dal governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere appunto il contagio. Le restrizioni per la cosiddetta zona gialla, quella alla quale appartiene la Regione Veneto assieme ad Emilia Romagna, Lombardia e alla provincia di Pesaro Urbino e Savona riguardano lo sport ma non soltanto e sono fino all'8 marzo del 2020, quindi stop a tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come per esempio cinema, teatri, discoteche e cerimonie religiose. Il decreto però consente l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque da evitare assembramenti di persone. Anche l'apertura
l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare l'assembramento di persone, tenendo conto naturalmente delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, sempre con il criterio del droplet, questa nuova parola con la quale abbiamo cominciato a prendere confidenza nelle ultime ore, che definisce la distanza minima di sicurezza tra le persone, che è appunto stata calcolata in un metro, distanza di 1 metro che deve essere rispettata anche in tutte le attività di ristorazione, bar, pub eccetera. In questo caso, prevede il decreto, il servizio deve essere espletato per i soli posti a sedere, sempre tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e a patto che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro. Prevista l'apertura di attività commerciali diversa da quella di ristorazione come bar e pub, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, sempre naturalmente tenendo conto delle dimensioni dei locali, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro dai visitatori. Quindi questo criterio, insomma, della distanza di 1 metro dovrà essere adottato praticamente da tutte le attività che resteranno aperte in questi giorni. E proprio su questa questione sono in corso numerosi incontri in tutta la regione del Veneto da parte di prefetti, presidenti di province, aziende sanitarie e naturalmente tutti i primi cittadini, proprio perché si sta cercando di definire in maniera univoca su tutto il territorio quella che sarà appunto l'applicazione di queste misure. Allora andiamo subito a Treviso, dove è in corso questa mattina nell'auditorium della provincia un incontro appunto con tutti i primi cittadini della provincia di Treviso per fare il punto proprio su questo. Ci aggiorna quindi al telefono Cristian Arboit. Cristian, ci sei? Sì Marta, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. La riunione è appena finita, mi trovo qui con il direttore generale dell'USL 2 Benazzi e con il dottor Cinquetti, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'USL. È toccato prevalentemente a loro fare il punto della situazione questa mattina davanti ai sindaci della Marca, davanti al prefetto e alle forze dell'ordine. Come hai detto te, in provincia di Treviso ci sono 72 casi, tutti riconducibili al cluster, diciamo così, della geriatria, ma per essere il più preciso possibile ti passo il direttore generale Benazzi, che ci parla proprio di questo, ovvero di come il contagio al momento sia limitato. Benazzi. Sì, buongiorno. Sì, volevo proprio chiarire con estrema chiarezza. Noi abbiamo avuto il cluster che è ovviamente stato la geriatria di Treviso. Da qua a venerdì stiamo organizzando con Igiene Pubblica le cure domiciliari, il passaggio dei pazienti, gli ospiti che oggi abbiamo in geriatria, che sono anche positivi al coronavirus ma asintomatici, il passaggio di queste persone a domicilio, in modo tale da essere queste seguite poi dai nostri infermieri ed evitare ovviamente che la geriatria continui ad essere un cluster legato ovviamente al coronavirus. Entro venerdì contiamo di liberare assolutamente l'unità operativa per ridare la possibilità a chi ovviamente ha una fase acuta e non legata al coronavirus di poter usufruire ancora del reparto di geriatria, in modo tale da chiudere col ragionamento del focolaio in geriatria Treviso. Tutti i pazienti che stiamo seguendo anche a domicilio e che risultano positivi per coronavirus asintomatici sono comunque sempre legati al cluster geriatria. Quindi volevo chiarire questa cosa per dire alla popolazione, alla gente, a tutti,
che assolutamente l'ospedale di Treviso da venerdì non avrà neanche più la geriatria come luogo dove c'era la possibilità di avere qualche caso di coronavirus positivo, asintomatico. Sì, ecco Marta, hai sentito le parole del direttore generale Benazzi, ma è entrato nella questione tecnica il dottor Cinquetti, appunto della direzione prevenzione dell'ULS 2. A Cinquetti chiedo solo una cosa: che cosa significa, dottore, portare la possibilità generativa sotto l'1, sotto il rapporto di 1? Lei prima ha detto questo è il vostro obiettivo, ce lo vuole spiegare? Sì. Questo virus è noto ormai sulla base degli studi che ne hanno studiato appunto l'evoluzione, ha un tasso di riproduzione, una capacità riproduttiva leggermente superiore a 2, cioè ogni persona malata ne infetta 2. Per capirci, il morbillo, ogni persona malata ne infetta 15, quindi è un valore significativo ma non altissimo. Quando noi riuscissimo, e ci stiamo lavorando con grande impegno in Italia e nel nostro territorio, a portare questo tasso di riproduzione, che si chiama tecnicamente R con 0, sotto l'1, vale a dire che ogni persona malata non ne fa ammalare un'altra, ad esempio servono 3 ammalati per crearne uno, pian piano la curva scende e l'epidemia si spegne. Ecco, quindi Marta, questo il dottor Cinquetti. Per il resto tutto questo è stato detto ai sindaci della Marca, sono piovuti tantissimi quesiti di natura tecnica per quanto concerne le riunioni dopo scuole, i mercati ordinari, i mercati dell'antiquariato, tantissimi punti, tantissimi dettagli che sono emersi questa mattina. C'è un po' di caos anche da un punto di vista interpretativo del DPCM, ma faremo il punto nelle prossime edizioni. Per il momento questo è il quadro, è un quadro, diciamo così, di serenità, quello che l'ULS ha voluto trasmettere ai sindaci della Marca. Se non hai domande specifiche ti restituirei la linea. Grazie mille per questo collegamento. Finché parlavate stavamo anche appunto vedendo le immagini dell'auditorium della provincia dove proprio si è visto messo in atto questo criterio del droplet, ovvero della distanza minima. Infatti chiedevamo proprio ieri nelle nostre dirette come ci faranno a stare un centinaio di persone, forse anche più, all'interno di un luogo chiuso, viste quelle che sono le disposizioni. L'auditorium contiene oltre 400 posti, come avete visto le file erano alternate e i vari sindaci erano seduti appunto a distanza di sicurezza l'uno dall'altro, questo proprio in osservanza a quelle che sono le nuove disposizioni del governo per limitare il contagio. Dicevamo quindi dei vertici che sono in corso in tutta la regione, da Belluno a Venezia, Padova, Treviso, appunto, proprio per fare il punto sulla situazione coronavirus, ma anche per fare il punto sulla situazione economica, sui danni economici che il diffondersi dell'epidemia sta provocando nel nostro territorio. Proprio questa mattina l'assessore regionale Marcato ha incontrato i rappresentanti di tutte le categorie economiche, quindi per quanto sta accadendo a Venezia ci colleghiamo al telefono con Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno da Venezia, dove si è concluso da poco a Mestre, all'auditorium della città metropolitana, l'incontro con le categorie economiche veneziane. Presenti erano il sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro, accompagnato dagli assessori al bilancio Zuin e al sociale Venturini, ma abbiamo visto diversi membri della giunta comunale presenti. Sicuramente erano presenti tutte le categorie economiche veneziane, le quali hanno ovviamente espresso l'enorme preoccupazione che si sta vivendo in città e non solo per le conseguenze economiche del coronavirus. In particolare per quello che riguarda i sindacati ha parlato Ugo Agiollo, segretario generale della CGIL della città metropolitana di Venezia, che ha espresso preoccupazione per tutti i lavoratori del turismo, delle piccole aziende, quelli vale a dire che non hanno ammortizzatori sociali e che quindi soffriranno di più questa crisi.
C'è stato anche un altro intervento, per esempio addirittura dal Teatro La Fenice, che naturalmente ha dovuto interrompere tutta l'attività, quella poi dei commercianti, della Confcommercio. Qui per esempio, siccome una delle voci in bilancio più pesanti è quella dell'affitto, è stato chiesto se sia possibile concordare un calmieramento degli affitti dei negozi in questo periodo di crisi. Tutte proposte, tutte segnalazioni che sono state raccolte e che saranno anche girate poi a chi di dovere. Il sindaco Luigi Brugnaro incontrerà domani, se non erro, il Presidente della Repubblica Mattarella, e però c'è già una prima novità importante che vi ho tenuto per ultimo, vale a dire che i musei civici veneziani sono riaperti, sono ingressi contingentati, si cercherà di evitare grossi rassembramenti, ma comunque diciamo sono stati nuovamente aperti. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la link. Grazie allora a Filippo Fois per questo collegamento da Venezia. Andiamo ora a Padova, dove gli effetti dell'epidemia di coronavirus si stanno facendo sentire sulle strutture ricettive, non solo di Padova naturalmente, ma di tutta la regione. Ma da qui arriva anche la notizia dei primi alberghi che sono costretti a chiudere. Colleghiamoci quindi con Valentina Visentin, con Federico Cibotto in diretta da Padova. Buongiorno. Buongiorno, siamo nella centralissima via Cesare Battisti, a pochi passi dall'Iston, dal municipio di Padova, dall'università, e questo hotel recentemente restaurato con tutte le attenzioni ambientali purtroppo si è visto cancellare all'improvviso tutte le prenotazioni, tanto che la titolare ha deciso di chiudere. Una chiusura, ha fatto sapere, temporanea ma necessaria, perché altrimenti non si poteva sostenere il costo. L'emergenza coronavirus dunque si fa sentire anche sulle strutture cittadine. Vi facciamo vedere cosa ha deciso di scrivere la signora, la titolare dell'hotel Eden di via Cesare Battisti qui a Padova. Leggiamo insieme a voi il cartello, vedete, chiuso a Padova, non occorrono misure estreme di isolamento, di quarantena, i nostri stessi connazionali, il resto del mondo ci ha isolato, piogge di disdette ci costringono a chiudere fino all'11 marzo, augurandoci che tutto torni presto nella normalità. La titolare infatti ha fatto sapere che i primi ad annullare le prenotazioni sono stati proprio gli italiani, poi a cascata anche i clienti stranieri. Da qui la decisione di chiudere per una decina di giorni l'albergo per evitare le spese, per lasciare a casa i dipendenti che quindi si sono ritrovati appunto a casa in questi giorni che invece dovevano essere di grande afflusso, visto che Padova è diventata capitale del volontariato e che in città erano previsti numerosi eventi che al momento sono stati cancellati. La buona notizia invece è che i musei da domani riapriranno, ovvero la Cappella degli Scrovegni e Palazzo della Ragione. Hanno fatto sapere il sindaco Sergio Giordani, l'assessore alla cultura Andrea Colasio, da domani riapriranno. Ovviamente ingressi contingentati, verranno rispettate le misure, le distanze di sicurezza come previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri, quindi, ma è già un primo segnale che la città sta cercando di andare avanti, una città con poco traffico ancora, ma che ha già un po' più di movimento rispetto ai giorni scorsi, che invece dove sembrava veramente una città deserta. Per quanto riguarda invece il numero dei contagiati in provincia di Padova, vi aggiorniamo, il cluster di Vo è fermo ad 88 contagi da ieri, vi ricordiamo che sono stati conclusi tutti i tamponi sui 3.300 cittadini, quindi sono 88 i contagiati. Il cluster di Limena invece registra 14 persone contagiate, ce ne sono altre 33 di contagiate nei vari comuni della provincia, 5 sono concentrati nel comune di Noventa Padovana, ma ha fatto sapere il sindaco attraverso Facebook, si tratta di persone che avevano avuto contatti con il cluster di Vo nei giorni appunto precedenti lo scoppio dell'emergenza da coronavirus. Grazie, allora grazie Valentina, buon lavoro. Noi
torniamo a parlare appunto delle difficoltà economiche che si stanno verificando in tantissimi settori appunto dell'economia della nostra regione. Tra i settori maggiormente in difficoltà, appunto, oltre a quello turistico, anche tutti quelli legati, diciamo, agli eventi aperti al pubblico, che sono stati completamente sospesi, dai cinema ai concerti agli spettacoli viaggianti, quindi come spettacoli viaggianti, fiere. Proprio questa mattina è andata ed è in corso ancora in questi minuti la protesta degli operatori degli spettacoli viaggianti, che sono dicono ridotti in ginocchio dalle nuove misure restrittive. Quindi dovremmo averla in collegamento. Sì, la vedo nel monitor. Ci colleghiamo quindi con Ilaria Marchiori in diretta da Marghera. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo ancora qui a Marghera davanti alla sede della Protezione Civile regionale, dove da questa mattina si sono riuniti alcuni dei rappresentanti che arrivano un po' da varie parti della regione, dunque da varie parti del Veneto, che chiedono, che stanno facendo una richiesta specifica, quella di poter lavorare anche loro. Si tratta dei rappresentanti degli spettacoli viaggianti, la categoria insomma che organizza organizza spettacoli itineranti durante gli eventi e le manifestazioni. Ecco, lei come si chiama? Forlina Abramo. Perché siete qui? Qual è la vostra richiesta? Innanzitutto specifichiamo che non è una protesta ma una richiesta. Questa al governatore Zaia, perché è lui il nostro interlocutore con il governo, visto che è stata emanata dal governo questo decreto. Hanno bloccato tutte le attività. Noi è già da domenica scorsa che siamo fermi, già 10 giorni, hanno annullato manifestazioni fino a Pasqua. Sprovveduti, perché noi abbiamo famiglie anche noi, bambini anche noi, viviamo del pubblico, delle persone che vivono le città, e ci hanno negato di lavorare dappertutto. Noi non riusciamo più a resistere ulteriormente a questa chiusura, facciamo fatica. Siamo disposti anche noi a lavorare, dobbiamo lavorare, perché abbiamo dei diritti, dei doveri come tutti. La nostra richiesta è perché i centri commerciali lavorano, che sono al chiuso, palestre, adesso i cinema, teatri, tutti aprono con delle prescrizioni, ma aprono. Noi hanno fatto chiudere delle attrazioni che sono su dei giardini pubblici, isolate, senza nessuna manifestazione. Vari carnevali hanno fatto smontare le giostre perché il giorno dopo dovevano installare il mercato. Devono lavorare anche quelli del mercato, però anche noi dello spettacolo viaggiante dobbiamo lavorare. Un parco giochi isolato non può essere sanificato come le nostre attrazioni. Le nostre attrazioni vengono lavate, sanificate tutti i giorni, possiamo farlo 2 volte al giorno, 3 volte al giorno. Non c'è aggregazione perché le giostre, abbiamo dei viali larghi, abbiamo le giostre sono sempre in movimento, non c'è afflusso di gente accumulata una sopra un'altra come una discoteca o come può essere una partita di calcio che c'è chissà quante persone. Magari ci fossero 5.000 persone in un Luna Park, allora non saremmo neanche qua a protestare, ma il nostro appiglio è che noi siamo all'aria aperta e come le altre attività tutti i cittadini sono liberi di venire o no nelle nostre attrazioni. Tutti sono consapevoli di quello che fanno. Come lo dicono sempre, che se vuole andare al bar va, se non vuole andare non ci va. Anche lei cosa stava dicendo? Purtroppo adesso abbiamo delle scadenze, noi dello spettacolo viaggiante, assicurazioni, tutto quello che comporta. Dove andiamo a prendere i soldi se non ci permettono, scusi, di poter montare queste giostre? Siamo su una strada, noi siamo qua oggi perché? Per tutelarci un po', perché non abbiamo nessuna voce in capitolo noi al governo, con Zaia, protestano di qua, protestano di là. Noi non facciamo nessuna protesta, chiediamo solo che ci diano la possibilità di lavorare. I mercati sono all'aperto, infatti non li hanno bloccati, ma anche le giostre sono all'aperto, non sono chiusi che la gente è tutto aperto. Allora io dico, ma noi cosa facciamo se andiamo avanti ancora così, in questa maniera qua? Cosa facciamo? Cioè voi vi sentite discriminati in qualche modo? Sì. Perché hanno parlato di tutto, è un periodo che si parla un po' di tutto, ma non hanno mai speso una frase per lo spettacolo viaggiante.
Ecco, avete sentito dunque le parole disperate di alcuni dei rappresentanti, perché come hanno specificato sono in realtà molti di più, disperazione, non ce la fanno, anche loro non riescono ad andare avanti e quindi rivolgono questa richiesta al governatore Zaia e alla Regione. Se non ci sono altre domande dallo studio, io qui da Marghera restituisco la linea. Sì, allora grazie Ilaria, noi ora andiamo in pubblicità, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali dedicata appunto alle notizie dal Veneto. Abbiamo visto proprio pochi istanti fa, prima della pubblicità, la protesta degli operatori degli spettacoli viaggianti davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto, dove c'è appunto l'unità di crisi proprio dedicata all'emergenza coronavirus. È uscito proprio in questi istanti il governatore Zaia. Sentiamo quindi l'intervista. Il decreto viene fatto perché c'è un'indicazione dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi non è che non c'è un problema, c'è un'emergenza sanitaria che deve essere affrontata. Dall'altro poi ci vuole anche il buon senso di affrontare le parti che al decreto non sono chiare, perché il decreto perfetto è quello del coprifuoco, no? Dove tu vieti tutto e allora sai che non scontenti nessuno. Faccio solo l'esempio delle messe e quindi delle chiese, che è una delle classiche condizioni nelle quali si è in grado di garantire la distanza tra i partecipanti alla messa. I locali sono grandi e quindi anche qui lì è stato risolto il problema. Adesso vedremo di capire se ce ne sono altri da affrontare. Oltre alla questione dell'emergenza c'è una partita da giocare che è quella economica. Sì, quella economica stiamo facendo ho sentito anche ieri sera il Bonaccini, Fontana, stiamo preparando un documento come governatori delle 3 regioni maggiormente colpite, se così si può dire, perché tutte ormai hanno delle presenze di casi positivi, di un provvedimento di richiesta con tutta una serie di misure che suggeriremo per le nostre imprese, per le microimprese e per le imprese in generale. Visto e considerato che il momento è tragico, bisogna anche ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga. Molte imprese non conoscono la cassa integrazione, ma in questo caso se restano a casa i lavoratori, se non c'è lavoro, oggettivamente non è che puoi mettere tutti in ferie, ma bisogna anche pensare che comunque le imprese devono uscire da questa crisi non morte ma vive. L'Europa che ruolo ha in questo? Chi l'ha vista? Mi sembra di capire che l'Europa non abbiamo visto niente fino adesso. L'Europa è una bella occasione per dimostrare di esistere, al momento non c'è. Le restrizioni sanitarie però sono obbligatorie per motivi sanitari, però è un'emergenza che rischia di proseguire, si va avanti per qualche settimana, poi si vedrà. Guardi, noi abbiamo oltre 260 persone positive, ne abbiamo 64 in ospedale, delle quali 14 in terapia intensiva. Questa settimana io la considero cruciale dal punto di vista sanitario, dovremmo capire bene l'evoluzione, non posso non ricordare che solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà un'evoluzione sostenibile, si può parlare di un contenimento del contagio, quindi misura che funziona. Se sarà un picco di contagio, vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo e dopodiché speriamo che inizi velocemente la discesa e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario. Questa è la settimana chiave? Guardi, io penso che questa settimana, 10 giorni, da quello che dicono gli infettivologi, i virologi, insomma quelli che studiano questo fenomeno, dovrà essere la settimana chiave. Non dobbiamo creare allarmismo, ricordiamo che questo è un virus a bassa letalità, però interessa delle categorie sociali che noi dobbiamo difendere, abbiamo l'obbligo di difendere, che sono le persone anziane magari che hanno salute cagionevole, persone che hanno patologie pregresse, ed è per questo che chiediamo l'aiuto di tutti. L'aiuto di tutti, non andare in mezzo a zone affollate, di usare le norme che sono quelle di lavarsi spesso le mani e le cose che sapete, significa anche un atto di solidarietà e di rispetto nei confronti di quelle persone che se si prendessero il virus inevitabilmente quantomeno finiscono in terapia intensiva. Il sistema sta rispondendo bene, nel senso ringrazio tutti gli operatori della sanità, sono 54.000 dipendenti, stiamo intensificando le postazioni di terapia intensiva, spero che non si utilizzeranno mai, che non penso proprio
che questa è la speranza di tutti, però vogliamo essere pronti anche al fatto che se dobbiamo intervenire con terapie intensive su più cittadini che ne hanno bisogno, di essere pronti con le postazioni, con i respiratori meccanici, il che non vuol dire avere una visione tragica, vuol dire avere obiettività, perché come si programma molte cose nella vita, anche questo servizio sanitario deve essere all'avanguardia, visto e considerato che tutto il mondo guarda noi. Ecco, proseguiamo con una notizia di cronaca perché c'è stato un tragico incidente ieri pomeriggio a Conselve nel Padovano, a perdere la vita una donna di 78 anni, la sua auto appunto vedete nella fotografia ha impattato violentemente contro un'altra vettura che aveva invaso la corsia di marcia. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza auto, purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare. C'è anche un'altra notizia di quest'oggi che riguarda il meteo, perché la Protezione Civile del Veneto, in considerazione proprio delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica per il maltempo che interesserà proprio nelle prossime ore anche il Veneto, in particolare le zone montane, pedemontane e le prealpi centro-orientali. Sull'altopiano di Asiago sta già nevicando, vedete appunto le immagini che sono state realizzate questa mattina, e sono previste abbondanti precipitazioni soprattutto nell'area pedemontana che potrebbero in qualche modo creare dei disagi al sistema fognario lungo la rete idrografica minore. Quindi si segnala la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti e la possibilità di colate rapide in alcune zone della regione, in particolare il bacino idrogeografico Piave Pedemontano e in quello dell'Alto Brenta Bacchiglione Alpone. Prescrizioni quindi relative all'allerta meteo valide fino alla mezzanotte di mercoledì, ed è prevista anche acqua alta a Venezia dove la marea potrebbe raggiungere il 1,10 m. E dunque tutto per questa edizione. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Continueremo con un'edizione straordinaria per aggiornarvi sulla epidemia di coronavirus oggi pomeriggio a partire dalle 17, poi approfondimento 20 e 10 questa sera con Mauro Visentin della CGIL, Cinzia Bonan della CISL, effetti quindi sulle aziende e sull'occupazione di questa crisi, e poi come ogni lunedì a partire dalle 21:15 torna Ring, in studio Federico Caner della Lega, l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del Partito Democratico e Giorgio De Zen del Veneto Che Vogliamo. È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. Un profondo vortice ciclonico si forma intorno all'Italia, dando il via così ad un'intensa fase di maltempo. Il dettaglio di lunedì 2 marzo. Sul Veneto avremo molte nubi ovunque, con piogge intense e diffuse un po' su tutto il territorio della nostra regione. Attenzione a fenomeni anche forti in serata e in nottata. Vediamo anche le temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, massime oscillanti invece tra 8 e 11 gradi all'incirca. Uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà decisamente instabile, vedete, con rovesci diffusi e anche in questo caso localmente intensi. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece tra 8 e 13 gradi. Non cambia di molto la situazione sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo cattivo tempo e anche con locali nevicate a bassa quota. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.